Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati, buona domenica e benvenuti alla puntata numero 32 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In un certo senso oggi rappresentiamo veramente il momento finale di questa stagione, perché oggi andiamo in onda qui dallo studio di Modica, settimana prossima invece alle 20:30 e non alle ore 19 avrete modo di conoscere le nomination ufficiali del Penalty Awards 2016 che invece andrà di scena giorno 6 al centro commerciale Le Ginestre e poi potrete seguire questo evento domenica prossima, domenica successiva, ovvero domenica 12 giugno, sempre alle ore 19 nello spazio consueto appunto di Penalty che chiude ufficialmente i suoi battenti in questa stagione 2015-2016. È stata una lunghissima stagione, oggi tra l'altro abbiamo anche organizzato un post trasmissione perché insomma avremo modo anche di rilassarci definitivamente, anche se ci aspetta una settimana intensa, perché vi aspettiamo veramente in tanti, giorno 6 giugno a partire dalle ore 18, ingresso gratuito presso il centro commerciale Le Ginestre per vivere con noi questa terza edizione del Penalty Awards, che altro non è che l'evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico attraverso un premio organizzato dall'AIAC, organizzato e patrocinato anche dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, il tutto chiaramente coordinato da Play Village, che è il marchio che in un certo senso sovrasta un po' tutto il mondo di penalty, perché è tantissimo il mondo di penalty. Quest'anno abbiamo anche inserito il penalty futsal che parla di calcio a 5 e ha avuto un grandissimo successo. Insomma, oggi una domenica intensissima, non tanto sui risultati, perché racconteremo soltanto purtroppo negativo risultato del calcio dilettantistico, ma perché oggi avremo modo anche di parlare del calcio professionistico, anticiperemo quelle che possono essere i temi del Penalty Awards 2016, insomma avremo anche la possibilità di conoscere quelle che possono essere le prospettive legate soprattutto al mondo dei professionisti e qualche battuta anche sul calcio dilettantistico, perché c'è già un fermento di calciomercato che probabilmente avrà il suo culmine proprio nel pomeriggio di giorno 6 presso il centro commerciale Le Ginestre, perché oltre ad esserci effettivamente l'evento che premia i migliori atleti, dirigenti e giocatori del calcio dilettantistico, è un modo anche per incontrarsi tra gli addetti ai lavori. Una puntata ricca, vado subito a presentare la nostra penaltina, ci sorrido perché non è una penaltina, ci mancherebbe, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ti hanno sistemato lì, però parliamoci chiaro, non è che sei la penaltina, assolutamente. Diciamo che l'ultima puntata, in questo clima da ultimo giorno di scuola, sì, ci siamo un po' divertiti nella collocazione, scherziamo nella ridisegnazione dello studio. Occupo indegnamente il posto che è di Federica e di Jenny. Tra l'altro Federica, che resta loro. Giusto, tra l'altro Federica e la nostra anche Jenny saranno insomma anche le protagoniste del Penalty Awards, perché saranno le nostre, tra virgolette, vallette ufficiali, ma saranno anche qualcosa più di che vallette madrine. Madrine, ecco, possiamo cominciare già ad anticipare. Anche perché il tuo posto iniziale lo ha occupato il nostro Antonio Rapisardo, cioè della serie è arrivato prima di te e si è sistemato qui. Ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera agli amici che ci seguono da casa. Mi aggiungo una parola, sì. Sarà un'estate caldissima. Già fa caldo adesso, figurati quest'estate. No, ma dal punto di vista sportivo. Ah beh, chiaro. Allora, due ospiti per iniziare all'interno del nostro programma, l'abbiamo già intravisto, il nostro Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania, che insieme a Play Village, insomma, coordina anche in un certo senso questo Penalty Awards che è giunto alla sua terza edizione, il primo, l'unico, l'originale, e con questo ho detto tutto. Renato, sei qui anche perché vogliamo un po' stuzzicare la chiacchiera sul calcio Catania, su altre squadre professionistiche. È stata una stagione intensa anche nel calcio dilettantistico. Direi di sì. Intanto buonasera a tutti, grazie come sempre per l'invito. C'è tanto da chiacchierare, c'è tanto da discutere, anche perché prima dell'estate credo che ci sia un giugno piuttosto importante. Però ci sono gli europei e c'è la Coppa America, anche il calcio dilettantistico dovrà ritagliarsi il suo spazio. Sì, ma sicuramente, anche perché tu dai lustro a questo movimento, credo che sei l'unico in Sicilia a poterti vantare di fare una trasmissione ad hoc, perché mette in risalto quello che è un po' il calcio di cui nessuno parla, no? È vero, tutti è vero. parlano di calcio di Serie A, eccetera, eccetera, però sappiamo che tantissimi addetti ai lavori ti seguono e anche per questo
penalty Howard non può avere uguali, È vero, è proprio vero. perché hai anticipato i tempi rispetto ad altri. Siamo contenti tra l'altro che abbiamo abbinato questo nostro marchio del Penalty Awards all'AIAC, che è un'istituzione ormai sempre più forte nel mondo del calcio dilettantistico e non solo, anche giustamente in quello professionistico, però sottolineiamo che l'associazione sta diventando sempre più forte perché tutti gli allenatori soprattutto stanno prendendo coscienza che essere tutelati è fondamentale, No. e questo lo può fare solo l'AIAC. Anche perché stiamo cercando di dare e ridare una professionalità a tutti con i corsi di aggiornamento, e tu sai benissimo perché sei stato il presentatore del 50° anniversario dell'AIAC a Sì. Torre del Grifo, dove il nostro presidente Olivieri vuole rivisitare il nostro movimento facendo aumentare la cultura non solo tecnica ma soprattutto il bagaglio importante che dovremo trasmettere ai giovani che sono il futuro del Ma nostro credo calcio. che pian pianino il percorso è sulla retta via, perché finalmente si è presa coscienza di tutto È ciò. l'unica strada percorribile, anche perché è proprio notizia di questi giorni, Conte ha difficoltà a varare una nazionale italiana perché c'è carenza di giocatori italiani, proprio perché abbiamo ridisegnato questo mondo con tanti stranieri. Non me ne vogliono gli stranieri, per carità, È un dato di fatto, È un però dato di i fatto, numeri è un dato sono di che fatto. tu per fare una nazionale praticamente hai delle difficoltà. È vero, è vero, è vero. Vicino a te, chiamiamolo sostenitore, chiamiamolo personaggio molto vicino a penalty, un suggeritore di penalty per quanto riguarda il calcio professionistico, ha seguito per noi in un certo senso anche le vicende ultime del calcio Catania. Abbiamo Giuseppe Ravisarda. Ciao Buonasera. Giuseppe, ben trovato. Grazie, Ettore. Oggi Buonasera. all'interno di penalty le passate puntate all'interno di Sala Stampa di penalty. Giuseppe, il calcio dilettantistico lo so che non ti appartiene, però indirettamente fucina anche per un progetto di una Catania che deve soprattutto risvegliarsi, ma per un movimento che comunque deve subire notevoli cambiamenti. Assolutamente d'accordo, mi associo alle parole di Renato Marletta. Il calcio dilettantistico bisogna dartene atto, perché sei fra i pochi che accentra l'attenzione su un calcio troppo spesso dimenticato, che invece dovrebbe essere fucina e linfa per avere poi un calcio professionistico più sereno e più pulito. Lo diciamo da sempre, è una vecchia storia il fatto che secondo me le società professionistiche dovrebbero trarre linfa dai vivai, oppure attenzionare, soprattutto parliamo del calcio siciliano, ciò che di magmatico e di positivo c'è nelle squadre tra virgolette minori dell'isola, e qui insomma il lavoro sia di Renato Marletta che quello tuo va soltanto applaudito, senza dubbio. Infatti, grazie Carmelo. Sposi giustamente questo progetto dell'AIAC nel valorizzare sempre di più la figura di questo allenatore, legando soprattutto la sua figura anche nei settori giovanili, che poi sono alla fine la linfa vitale per un progetto di una società calcistica dilettante o no. Ma io faccio una riflessione, Ettore, visto che siamo in tema. Io credo che gli allenatori siano una delle poche eccellenze del calcio italiano, e lo dimostrano il fatto che Ranieri vinca la Premier, che aumentano gli allenatori attratti all'estero, Mazzari al Watford, per Pioli all'Anderlecht si attende l'annuncio. Cioè, il movimento degli allenatori a livello dilettantistico, così come a livello professionistico, anche sovranazionale, è un'avanguardia in Italia, non funziona tutto il resto. Per ridare valore al movimento calcistico italiano invece bisogna lavorare soprattutto sui dirigenti. Che spesso e volentieri che sembrano spesso lasciano figure sottovalutate, però diventano fondamentali proprio per la cultura. E diciamo che la classe dirigenziale italiana lascia parecchio a desiderare. Ecco, servirebbe formazione anche lì, in questo senso il modo di concepire i settori giovanili. Sì. Gli allenatori fanno bene, Renato Marletta e più in su di lui Olivieri, a promuovere i corsi di aggiornamento. Gli allenatori secondo me devono continuare a fare quello che fanno, devono imitare gli allenatori tutte le altre figure che ruotano attorno al mondo del calcio. L'AIAC sotto questo punto di vista credo che abbia veramente scelto adesso anche una linea abbastanza dura, perché non associarsi all'AIAC non tutela giustamente l'allenatore, quindi associarsi vuol dire tutelare l'allenatore e dare qualifica alla stessa
qualità se mi tecnica. permette spenderei anche una parola per i genitori, occorrerebbe anche fare il corso per i genitori. Lì stendiamo un meno pietoso, No, che ma sennò soprattutto voglio ricordare, probabilmente ancora qualcuno non ha capito l'importanza, al 30 giugno chi non ha frequentato i corsi di aggiornamento di 15 ore voluti dalla UEFA non potrà l'anno prossimo tesserarsi. Per cui insomma chi non si mette in regola da un punto di vista prettamente statutario non potrà allenare l'anno prossimo, proprio perché chi ha avuto il tesserino o la licenza di allenare tantissimi anni fa, è giusto che comunque si aggiorni proprio per dare nuova linfa e nuovi insegnamenti. Se tu non hai dei buoni maestri non sarai sicuramente un buon studente, ecco, perché, tanto per rimanere in tema. È vero, sono d'accordo. Antonio, vuoi dire la tua su questa io credo situazione dell'Ajax? io credo che sia giusto affiliarsi un po' per tutti, anche perché è una cultura dell'allenatore, c'è più tutela, c'è più preparazione. Certo. Sicuramente è deleterio non affiliarsi per un po' tutti, per tutte le fazioni, sia per l'Ajax stesso ma soprattutto per l'allenatore, che non è preparato così quando si è affiliati, perché io con Mister Marletta sono stato presente a dei corsi di aggiornamento, devo dire che ci sono stati elementi ben qualificati che hanno fatto tantissimo, e l'Ajax in questo senso si sta tantissimo adoperando e lavorando affinché vi sia più preparazione all'interno dei campi. È la strada giusta, è la strada giusta e siamo contenti di ciò. E uno dei fautori è stato proprio Renato Marletta. Assolutamente. Tra l'altro, Renato, sappiamo che adesso il 15 giugno c'è... No, se mi permetti, dico a proposito di aggiornamento, volevo ricordare che il giorno 8, mercoledì, avremo l'assemblea degli allenatori catanesi, così come in tutte le altre province, perché c'è in vigore il nuovo statuto provinciale. Guarda, ho qua la locandina, ecco, grazie. Ne approfitto anche per ricordare a tutti gli allenatori che ci sarà un incontro con Pino Rigoli, che è l'allenatore del momento. Il tutto si svolgerà al Borghetto Europa, che è una sede importante, diciamo, catanese, proprio per dare una continuità al nostro lavoro. E poi il giorno 14 avremo, a parte l'impegno di giorno 6 che ci vede coinvolti, il giorno 14 ci sarà un po' di tutto. Avremo il terzo modulo del corso di aggiornamento e una chicca in anteprima giorno 16 per far felici i ragazzi del Carcere minorile di Bicocca. Una nostra rappresentativa andrà a visitare i ragazzi organizzando una partita amichevole. Bella, complimenti. Io adesso volevo chiedere un attimo di attenzione per tutti i telespettatori che seguono la nostra trasmissione. Può già partire una clip su due figure che purtroppo questa settimana sono venuti a mancare. Eccola qua, la prima figura, quella di Tano Scala, che è stato una leggenda del calcio brontese, ma non soltanto brontese, in genere quello siciliano. Una persona straordinaria, grande conoscitore del calcio, grande straordinario giocatore, che appunto è venuto a mancare questa settimana, insieme alla figura purtroppo anche di un giovanissimo ragazzo di Mazara, Antonino De Vita, che era un giocatore del Mazara, che ha avuto un drammatico incidente stradale, è morto all'età di 20 anni. Queste cose veramente lasciano atterriti, cioè, è impensabile poter pensare che si muore a 20 anni in un incidente stradale drammatico. Un saluto per la famiglia, un abbraccio forte a tutta la famiglia, così come quella di Tano Scala. Volevi dire qualcosa, Carmelo, su questa drammaticità? Però sottolineiamo perché sono due figure distinte, lontane ma vicine, accomunate appunto dalla scomparsa. Si può solamente rivolgere le condoglianze e il cordoglio, la vicinanza alla famiglia per comunque delle scomparse. La seconda, ancora più drammatica, una vita così giovane che viene spezzata, insomma. Tra l'altro tutti i tifosi hanno organizzato un momento molto intenso, hanno portato anche la bara allo stadio, devo dire molto emozionante. Un abbraccio forte alla famiglia, tutta la redazione di Penalty si stringe appunto al loro dolore. Giriamo pagina perché dobbiamo parlare a questo punto delle due finali che si svolgeranno la settimana prossima. Parliamo del campionato di eccellenza. Due squadre siciliane in maniera straordinaria hanno raggiunto la finale nazionale. La San Cataldese giocherà contro il Castrovillari, mentre la Leonzio giocherà contro il Real Pontino. Possiamo già far partire le immagini della San Cataldese, perché possiamo già capire con quale atmosfera la San Cataldese giocherà praticamente questo incontro in casa proprio domenica 5. Come vedi questo incontro, Carmelo?
La San Cataldese ha ottime possibilità di passare, gioca con un entusiasmo, con Ci una sarà un tifo forza. straordinario, più di 3.000 persone abbondanti allo stadio. Il Castrovillari è un avversario sgorbutico che tra l'altro ha superato anche il turno contro il Benafro, che era una squadra molisana che era stata attrezzata per vincere il campionato. E sarà una sfida difficile, però l'impressione è che questa San Cataldese abbia veramente tutte le carte in regola per superare questo ostacolo e per conquistare la Serie D. Possono nel frattempo sfumare queste immagini del tifo di San Cataldo, a cui auguriamo chiaramente un grossissimo in bocca al lupo, perché possono già partire invece le immagini di un Castrovillari che, come ha detto giustamente anche Carmelo, sarà una brutta gatta da pelare, ma credo che l'entusiasmo di San Cataldo possa essere anche l'uomo in più, soprattutto in casa. Parliamo adesso con il nostro Renato. Renato, come vedi questo scontro? Certo, il Castrovillari ha più esperienza da vendere probabilmente, ma ha precedenti no? campionati anche nei professionisti. Io la incontrai quando facevo il direttore in Serie D con lo Leonzio. Fece anche la Serie C a suo tempo. Sì, è sicuramente un campo importante, soprattutto hanno fame di calcio, perché tu sai benissimo che queste squadre che nel passato hanno avuto, diciamo, dei precedenti importanti ci tengono a risalire la china, come si dice in gergo, però non trascurerei anche la San Cataldese, che anche lei con precedenti importanti. Chiaro. È, diciamo, una lotta che si gioca in 180 minuti, per cui insomma è importante l'impatto della prima gara. Tu pensi che giocando in casa l'andata per San Cataldo possa essere positivo? Ma sai, a questo punto giocano tanti fattori. Intanto la componente atletica credo che sia fondamentale, perché dico, l'aspetto motivazionale credo che sia uguale per entrambi. Chiaro, no? è una finale. Allora è importante, diciamo, avere il contorno, no? Dico, San Cataldo sotto questo aspetto non si fa mancare nulla, anche perché c'è un campo civettuolo. Anche se io, direttore, concordo con te sull'aspetto della condizione atletica. La San Cataldese quest'anno è una squadra che ha giocato un gran calcio, ma perché è un calcio però estremamente dispendioso sotto l'aspetto della corsa, sotto l'aspetto Ricordiamo atletico. che hanno vinto a Sorrento, Marcenò ha dato proprio questa impronta di squadra che corre, di squadra dinamica, e secondo me il 60-70% di possibilità che ha la San Cataldese di arrivare in Serie D si giocano proprio sulla sua condizione fisica, fermo restando tutti gli altri fattori che in una finale contano, però secondo me quello è l'aspetto attorno a cui ruota tutto nei 180 minuti. Ma ripeto, a questo punto della stagione, dico, l'aspetto motivazionale, come ho detto poco fa, credo incide parecchio, però dico, la voglia di arrivare protagonisti all'ultimo secondo credo che è un momento fondamentale, anche se entrambi probabilmente meriterebbero poi il salto in Serie D, perché sai benissimo che ci potrebbe essere una mini rivoluzione all'interno dei campionati per le varie vicissitudini che inguaiano economicamente tantissime società, per cui insomma ci potrebbe essere spazio, perché in effetti questo calcio dilettantistico, tra virgolette, di Serie D a scendere, dovrebbe avere anche dei contenuti sia di visibilità, ma soprattutto di economia, perché se vogliamo che i campionati iniziano e finiscono in un certo modo regolare, credo che la componente economica sia fondamentale. Certo, è logico, però io credo che soprattutto giocando giorno 5 San Cataldo scenderà in campo con una grinta e con una determinazione fuori del comune, perché giochi in casa, ci saranno non meno di 3.000 persone, San Cataldo è pronto per capire e carpire il momento giusto e andare magari a segno, e sai, andare poi a Castrovillari con un certo vantaggio probabilmente potrebbe essere buono, no? Questo sì, allora l'importante comunque è cercare di non prendere gol, questa è la cosa fondamentale dal punto di vista, diciamo, del risultato, però sai, diciamo, fare delle previsioni in un calcio di giugno è estremamente difficile. E poi è sempre una finale. E poi comunque sono sempre finale, per cui insomma non diventa, diciamo, facile fare delle previsioni. Noi naturalmente da siciliani ci auguriamo che tutte e due le squadre... Specie, direttore, alla luce del risultato di oggi, non possiamo che tifare San Cataldese e anche Leonzio. Anche perché tu giustamente mi dai il gancio e lo possiamo già comunicare, il risultato dello spareggio tra San Cataldo e tra Leonfortese e Gelbison. Purtroppo è andata male per la
leonfortese, che ritorna mestamente, devo dire, nel campionato di eccellenza, ed è quasi incredibile che tutto ciò sia accaduto. È accaduto giustamente anche a Leonforte, oltre che a Marsala, Peccato, dove tutti insomma perché si aspettavano risultati diversi. Lascia veramente l'amaro in bocca, perché quella della Leonfortese era stata veramente una bella favola. Fino a metà campionato, al girone d'andata, la squadra di Mirto stava andando benissimo, poi ha cominciato a perdere un po' di terreno, la vicenda della gara con lo Scordia, dei 3 punti che gli sono stati tolti, e questo play out sfortunato, questa attesa lunghissima ha sfiancato la squadra, e tra l'altro con un rigore oggi, tra l'altro c'era la salvezza veramente a portata di mano, il rigore di Lococo all'89esimo. Sbagliato. Quindi 2 squadre dal campionato di Serie D che ci lasciano, mentre 2 squadre potenzialmente potrebbero insomma la prossima stagione disputare il campionato di Serie D, perché oltre a San Cataldo la seconda squadra siciliana è la Sicula Leonzio. Allora possono già partire alcune immagini del Real Pontino, Metapontino, che è una squadra per molti sconosciuta, ma io credo che squadra lucana, che... Metaponto, provincia di Potenza, tra l'altro è una squadra sempre abituata a stare nelle prime posizioni nei campionati di eccellenza lucani. Queste sono alcune immagini della finale che hanno vinto. Tra l'altro, sovvertendo un po' il pronostico, l'altra volta ne parlavamo con il presidente Leonardi della Sicula Leonzio, nella semifinale, tra virgolette, degli spareggi nazionali era nettamente favorita il Real Altamura, squadra che in realtà nel girone B di eccellenza pugliese era stata costruita per vincere il campionato. In questa semifinale il pronostico è stato sovvertito. Sulla carta adesso ancora una volta la Leonzio sarebbe favorita, ma alla luce di quello che è successo nel turno precedente, la prudenza e l'attenzione non è mai troppo. È chiaro che la Leonzio, Ettore, arriva con una carica di entusiasmo, con una carica di voglia di vincere dopo il risultato ottenuto nel turno precedente contro il San Giorgio. Quindi tutto sembra vertere verso un risultato favorevole alla Giocheranno Leonzio. in casa anche loro Giocheranno l'andata, insomma le condizioni sembrano esserci tutte per il salto in Serie D. Sentiamo un po' anche Giuseppe Rapisata, che insomma segue marginalmente secondo me sia la Leonzio che la San Cataldese. No, però la Leonzio con molta simpatia. la Leonzio è molto vicina a Catania, quindi indirettamente si seguono le vicende. Poi ultimamente, ad essere sinceri, questa Leonzio ci sta regalando grandissime soddisfazioni siciliane, quindi siamo doppiamente contenti. Come vedi questo fatto di giocare in casa l'andata e poi andare giustamente in quella terra lucana che sembrerebbe difficile? Guarda, come diceva Renato Marletta molto saggiamente, conterà molto la condizione fisica. Se il fattore campo può essere determinante, se la squadra aiuta il pubblico ad essere determinante, se la squadra ha difficoltà in questo tipo di spareggi diventa tutto più complicato, anche giocare in casa, e paradossalmente può diventare un boomerang per la squadra che ospita. Come dicevi, come ricordavi correttamente tu, evidentemente non ho un quadro sufficientemente chiaro delle forze in campo. Sì. Da catanese non posso che augurare il più affettuoso in bocca al lupo alla Leonzio. Per quanto riguarda, se mi consenti Ettore, l'altra partita, io ricordo San Cataldo. Il Castrovillari. Sì. Era l'anno, ecco, il blasone del Castrovillari non va sottovalutato. Io personalmente lo conosco bene, perché io quell'anno ero col Catania 93 e quel Castrovillari vinse il campionato, un Catania, e il Catania 93 arrivò secondo. Io ricordo invece il campionato allievo, mi ricordo. Da diciamo simpatizzante del Catania 46, ricordo. Tifavate contro il Catania 93? No, assolutamente, no, non mi ponevo neanche il problema, però per me esiste il Catania ed è uno solo. Lo dico senza ironia, società. Esattamente. Il Catania, quello vero, nel 98-99, perché quello non è quello vero a cui fai riferimento tu, era un altro Catania. Sì. Ospitò il Castrovillari, sto scherzando evidentemente. Sì, no, vabbè, non ti preoccupare, cambia poco. Figurati. Nel 98-99 ospitammo il Castrovillari in casa, era l'anno del Catania di Pierino Cucchi, l'anno del Catania di Sampino, di Gennaro Monaco e quant'altro. E alla prima giornata eravamo circa 12-13 mila spettatori con un ambiente molto carico, venne questo Castrovillari. Io ricordo questo aneddoto. Il Catania tempestò di tiri e di
come dire, di supremazia tecnico-tattico-territoriale, il Castrovillari al 90esimo, buono se ne andò a fare un contropiede, lo dico Beh, senza questo è il tema di calcio, smentito, questo è il calcio, io vedevo la partita dalla curva sud, questa squadra che non, come dire, non fu condizionata e influenzata da giocare a Catania di fronte a 12-13 mila persone. Chi conosce il Massimino sa che non è una passeggiata di salute. Detto questo, al 90esimo fecero un'azione, superarono la centrocampo. Ma sai, queste squadre quando scendono in campo hanno un'energia in più. Ettore, e vinse il Castrovillari 1-0, fu l'unica squadra che poi spugnò l'allora Cibali, oggi Massimino. Parliamo di un Catania che alla fine dell'anno, nel 99, l'anno 98-99, vinse il campionato e tornò trionfalmente in C1, laddove scelte debosciate l'avevano della federazione. Quella è un'altra storia, dai. Però voglio dire, occhio al Castrovillari, in bocca al lupo anche agli amici della San Cataldese. Assolutamente. A proposito di Leonzio, volevo ricordare... No, perché devi vedere il tuo pronostico ancora. No, volevo ricordare che si vanta di una tifoseria con a capo Sora Tomasello, che credo abbia pochi uguali, non in questo momento, proprio per il calore che ha dato, che dà questa squadra. Proprio Leonardi ne faceva un vanto qualche giorno fa, perché anche fuori casa danno il loro apporto affettivo. E fa tanto per queste categorie. E fa tanto perché il giocatore, diciamo... non si sente solo. Non si sente solo, ma soprattutto diciamo, c'è questo trasporto per i colori e per un obiettivo importante, perché... Ricordiamo, Lentini manca della Serie D da 12 anni. E sono tanti. Da quando io facevo il direttore. Voglio il tuo pronostico. Allora, ma che dire, io tifo Leonzio naturalmente, Ok, no? E tifo San Cataldese. Se eventualmente entrambe le squadre vanno in parità, ottimismo. Bisogna pensare positivo comunque. Bisogna pensare positivo. Allora, prima di andare in pubblicità, che oggi annuncio io senza la nostra penaltina, volevo sentire il parere, il pronostico anche del nostro Antonio su San Cataldo e Leonzio. Attenzione, sappiamo subito che è un pronostico giustamente in prospettiva di vittoria, però voglio sondare anche il tuo pensiero sulla difficoltà di queste due squadre. L'augurio è sicuramente quello che tutte e due le squadre riescono ad approdare in Serie D. Ovviamente la Sicula Leonzio, in base anche al blasone e all'avversario che ha affrontato, dovrebbe essere più diciamo, favorita con Real Metapontino, anche se è una squadra temibile. Rispetto alla San Cataldese. Esattamente, la San Cataldese affronta una squadra che atleticamente sta bene e anche ha più blasone. L'importante, come ha detto mister Marletta, è non prendere gol in casa e poi cercare di giocarsela al ritorno. Va bene, allora un grande in bocca al lupo sia a Marcenò che a Sebbi Catania, perché insomma saranno determinati per caricare a 1000 la loro squadra con grande ottimismo. Noi siamo sicuri che insomma probabilmente qualcosa di positivo verrà fuori da queste due finali nazionali per andare, volare, gustare il sogno anche della Serie D. Adesso ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario, tra poco rientriamo in studio perché dobbiamo parlare di una cosa meravigliosa che è successa sabato, la vittoria di del Trapani, in quel di Spezia, di La Spezia, dove io credo che a questo punto tutti noi auguriamo che il sogno diventi realtà, perché un'altra società in Serie A è fantastica questa cosa. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Allora dunque non dimenticate l'appuntamento di lunedì 6 giugno, vi aspettiamo, ingresso gratuito, ore 18, e poi se volete rivedere questo evento domenica 12 giugno alle ore 19 nel consueto spazio appunto di penalty. Sottolineiamo che domenica prossima, in occasione della festa di San Giorgio, penalty avrà una versione un po' particolare, andremo in onda subito dopo la diretta di Salvo La Rosa e di Marco Scavino e andremo in onda intorno alle 20:30 con la presentazione delle nomination ufficiali degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici che gareggeranno in questa terza edizione del Penalty Awards 2016 organizzato dai Play Village con il coordinamento AIAC e FIGC. Allora, abbiamo lanciato prima della pubblicità un po' la favola di questo Trapani
nel frattempo possono partire le immagini di questa bella vittoria contro lo Spezia, 1-0. Una partita molto molto particolare del Trapani, che si è tenuto un po' sul chi va là e poi sul finale ha un po' colpito. Voglio fare un giro con i nostri opinionisti e poi subito sentire anche i protagonisti con delle interviste tratte dal sito ufficiale del Trapani, trapanicalcio.it. Iniziamo subito con Antonio. Allora Antonio. Allora, è stata una partita sicuramente combattuta da una parte e dall'altra, grandissime scenografie nello stadio di La Spezia, lo Spezia che giustamente ha fatto la sua partita, ovvero quello di cercare di arrivare avanti e fare subito il gol. Ci ha provato e ci è riuscito in varie occasioni. Quella più pericolosa è stata di un ex del Catania, che è stato Calaiò, con una rovesciata. Dobbiamo sempre segnalare cose incresciose, perché alcune parti della tifoseria avversaria hanno, diciamo, fatto delle azioni irriverenti e anche un po' eccessive nei confronti dell'allenatore Cosmi. Si parla anche di sputi, cioè cose che non vorremmo vedere mai, perché sicuramente nello sport ci vuole sempre rispetto. Va bene, quindi parliamo di calcio giocato, uno Spezia che ha con la seria intenzione di voler far bene, ma alla fine una grandissima invenzione di Petkovic ha portato sui piedi di Coronato quella possibilità di far gol, che non ha sicuramente sprecato. Grandissimo, questa è la bellissima rovesciata di Calaiò. Ottimo gesto tecnico. Solo quello però in quella partita. No, vabbè, è stato, poco. Sì, comunque anche Nani mi è piaciuto, ha fatto piaciuto tanto. Petkovic, sì. Scartato da Catania. Adesso poi su questo apriremo. Comunque, Calaiò è stato all'attacco, ha fatto tanto, voleva fortemente passare, ovviamente in caso di pareggio, quindi se dovesse vincere lo Spezia, diciamo, cosa che noi non ci auguriamo perché noi tifiamo per il Trapani, passerebbe sempre lo stesso il Trapani, perché 1-1 passa la squadra che è miglior classificata. Certo, allora Carmelo, come vedi questo ritorno e la prospettiva a questo punto di giocare la finalissima tra la vincente di Pescara-Novara? Ma la cosa da sottolineare è che questo Trapani è esattamente lo specchio del suo allenatore, sembra proprio, si vede una squadra di Cosmi organizzatissima, compatta, determinata, e poi davanti c'ha quella qualità tecnica Coronato, Petkovic, che consente di risolvere le partite in un modo o in un altro, nonostante, e soprattutto non ha un vero punto di riferimento offensivo, segnano un po' tutti, tanti gol anche dei difensori, con Scognamiglio, con lo stesso Fazio. Insomma, una squadra molto interessante, che probabilmente non è stata allestita per andare in Serie A, però è lì. E su Petkovic, Ettore, magari ne parliamo dopo, perché insomma c'è un po' da dire su Petkovic. C'è un po' da dire. Allora, sentiamo anche velocissimamente i nostri ospiti. Renato, perché sorridi su Petkovic? No, mettiamo da parte Petkovic. Per il Trapani, perché nel calcio sognare si può. Sognare si può, è già sufficiente questa frase. Giuseppe invece ha detto che andrà a vedere sia il derby di andata che di ritorno eventualmente a Palermo e a Trapani. Assolutamente sì. Perché scusa, non lo puoi fare? Un tifoso siciliano del Catania non può andare a seguire né il Palermo né il Trapani. Il calcio è questo, il calcio è libertà assoluta. Sono assolutamente d'accordo, Ettore. Però avvocato, non ci prendiamo in giro. Questo è il gol. Vedere la Sicilia occidentale che si toglie tante soddisfazioni, che va bene, noi da questo versante, insomma, piacere non ci fa, inutile, non ci prendiamo in giro, siamo tutti siciliani, ci vogliamo bene. Sono d'accordo. Piacere non ci fa, guarda, inutile prendersi in giro. Se Ettore mi dà 20 secondi, intanto evidentemente 15 la simpatia e l'apporto di affetto nei confronti del Trapani ci sta tutto, anche perché sono noti legami di amicizia che legano noi tifosi del Catania al Trapani. Detto questo, concordo con quanto si dice, Messina e Catania, soprattutto Messina, che è una situazione societaria migliore della nostra, si diano una mossa, perché è arrivata anche siamo all'anno zero in Lega Pro, però non sottovalutiamo anche il Siracusa. Ma rispetto alla Sicilia occidentale, le tre orientali rispetto alle due rischiano due categorie di differenza. Esatto, c'è poco da ridere. C'è poco da ridere. Diciamocela tutta, noi abbiamo sangue rosso azzurro. Vabbè, l'abbiamo capito Ettore tutti. E Petkovic credo che sia il simbolo e l'emblema della inconcludenza dell'attuale società del Catania. Incongruenza, e a questo punto anche in preparazione, perché totale, inadeguatezza. Dare fiducia a certe persone, a certi giocatori, e non dare fiducia a giocatori che avevi già comunque in rosa da qualche anno. Se ci arriviamo, diciamo, quando è costato il Crotone, che è già andato in A, quanto è costato il Trapani, che rischia felicemente di andare in A,
e il buco di bilancio che ha fatto il Catania retrocedendo in Serie C. Perfetto, allora sentiamo i protagonisti della partita, appunto Spezia-Trapani 1-0, ed iniziamo proprio con Cosmi, che è un po' in un certo senso il vero e proprio pilota di questo grande sogno che sta vivendo Trapani. Credo che questo doppio confronto abbia influito anche sulla nostra prestazione, molto probabilmente, come dicevo, in maniera inconscia la squadra è andata in campo pensando alla partita di ritorno, che da un lato ci può stare, però contro avversari come lo Spezia oggi abbiamo rischiato, insomma, quindi è una partita che finalmente viene, perché dopo tante partite come dopo alcune partite che meritavamo altri risultati e non l'abbiamo ottenuti, oggi nella partita più importante è venuto qualcosa in più rispetto a quello che avremmo meritato sul campo, per cui la goduria è assolutamente maggiore. E quindi, siccome una squadra che fa 15 vittorie in 17 partite non c'ha solo cuore ma c'ha anche intelligenza, credo che la squadra capirà già da oggi quello che ci vorrà da mettere in campo a Trapani. Dovevamo fare la parte che abbiamo fatto, aspettare e ripartire in contropiede. In alcuni frangenti siamo stati anche fortunati, ma il risultato del campo è questo, 1-0, quindi adesso fra 3 giorni abbiamo una partita, inutile dire cose scontate, fondamentale, non abbiamo fatto un cazzo, scusate la parola, mi è scappata e non abbiamo fatto niente, ripartiamo consapevoli del risultato doppio vantaggio, però è difficile perché insomma l'entusiasmo è tanto. Ripeto, abbiamo 3 partite, abbiamo una partita intanto e poi vediamo, però stiamo facendo qualcosa di bello, l'entusiasmo è tanto, la voglia di risultare è ancora tanta, però adesso non abbiamo fatto niente. Ma penso che la caratteristica principale nostra sia il gruppo. È facile e scontato dire quando le cose vanno bene, sembra una frase fatta, però penso che l'abbiamo dimostrato al di là di oggi, ma abbiamo fatto 73 punti, penso che vedendo una partita nostra quello che risalti di più credo sia lo spirito di gruppo, lo spirito di sacrificio di tutti e la voglia di darsi una mano sempre nei momenti di difficoltà. E adesso noi dobbiamo fare questo ed esclusivamente questo. È chiaro che la posizione di classifica in un certo punto di vista ci favorisce perché noi ci può bastare anche il pari, la nostra forza è il gruppo e oggi l'abbiamo dimostrato. Però ripeto, non abbiamo fatto niente, avete detto bene voi, non abbiamo fatto niente, abbiamo vinto le partite che contavano meno e adesso la partita più importante è martedì sera. Sì, noi sapevamo che loro partivano forte, una loro caratteristica, soprattutto qui in casa partono con il piede sull'acceleratore, quindi siamo stati bravi, anche devo dire fortunati, perché ci vuole un pizzico di fortuna anche nel calcio a rimanere sullo 0-0 e poi, come ho detto prima, nel momento giusto colpirli come abbiamo fatto a Bari, quindi questa è una nostra caratteristica che stiamo riuscendo a sfruttare bene, soprattutto fuori casa. È stato bravo Bruno di trovarmi e poi l'ho puntato con velocità e cercato il tiro e mi è andata bene. Però abbiamo fatto una grandissima partita di sacrificio, con tanta corsa di squadra, tutti insieme, ci abbiamo aiutato e questo porterà la vittoria a casa. Certo, ora cerchiamo di andare a casa, dobbiamo giocare la partita per cercare di vincerla, non c'è niente altro da dire, andiamo a casa e cerchiamo di vincere la partita. Sì, abbiamo pochi giorni per recuperare, però pensiamo che sicuramente ce la facciamo, stiamo preparando bene per ogni partita e sicuramente la prossima sarà preparata molto bene. No, abbiamo fatto la nostra partita come facciamo sempre, quindi siamo abituati a questi tipi di partita perché tutto il campionato comunque è stato così, affrontiamo sempre delle squadre importanti, però sicuramente questo è un sapore diverso perché ci giochiamo un qualcosa di importante. Diciamo che oggi non è stata la nostra migliore partita, però questa partita, come diceva anche il suo collega prima, si gioca in 2 tempi. Siamo stati bravi a vincere il primo tempo, adesso ci aspetta un secondo tempo al provinciale. No, sicuramente se ci difendiamo bene è una cosa di tutta la squadra, perché noi ci difendiamo in 10, quindi siamo stati tutti bravi, non solo i difensori, anche gli attaccanti sono i primi difensori e anche loro l'hanno fatto bene. Non abbiamo brillato magari sotto l'aspetto delle conclusioni, delle azioni,
però ti ripeto, questa è una partita da giocare nei minimi dettagli, quindi ci tenevamo comunque a non prendere gol, a fare un'ottima prestazione, magari l'ottima prestazione non ci siamo riusciti, però a non prendere gol ci siamo riusciti, poi ne abbiamo fatto uno con Igor, siamo contenti. Io credo che non ci credono soltanto i giocatori, ma ci crede tutta un'intera città e noi di Penalty ci stringiamo intorno a questa bella, straordinaria realtà che è il Trapani. Adesso abbiamo in collegamento il direttore sportivo del Trapani, abbiamo Daniele Faggiano. Direttore, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera direttore, complimenti, 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 anche se siete soltanto a metà di questa semifinale, però certo tornare a casa con questa bella vittoria si è leggermente, ma dico leggermente un po' più ottimisti, anche se giustamente ancora nulla è stato scritto. Non so se è d'accordo. No, posso essere d'accordo, però noi non la pensiamo così. Tutta la società e la squadra non la pensa così, forse la città sì. Noi pensiamo che è come se dovessimo giocare una partita da tripla, per cui è come se non fossimo mai andati a Spezia e cerchiamo di affrontarla, perché se ci culliamo è dura, perché lo Spezia è una grande squadra. Certo. Non dimenticate che prima che arrivassi io qui il Trapani ha perso i playoff pareggiando fuori casa e poi giocando in 11 contro 10 a favore, perdendo 3-1 contro il Lanciano, per cui certo. Da quelle cose bisogna... Senta direttore, all'inizio della stagione pensavate di arrivare a questo punto? Cioè il vostro era un progetto vi ho seguito prima, scusi se vi servo. Sì, certo. E ai colleghi pure dico, è troppo facile parlare dopo la squadra, perché anche il Catania l'anno scorso era stata costruita per vincere il campionato. E invece poi dopo sappiamo come è allora, finita. Sono tutte chiacchiere, perché anche noi prima di Bari tutti pensavano che arrivassimo quinti o sesti e il Pescara dovesse vincere l'ultima partita contro il Latina facilmente, invece noi abbiamo vinto Bari, il Pescara ha pareggiato in casa con Latina e siamo arrivati terzi. E le chiacchiere le porta via il vento. Chiaro. Noi la squadra sappiamo, io devo essere onesto e sincero, io ho costruito una squadra insieme pure al mister che ci potesse portare una salvezza tranquilla, però io mi auguravo e ci speravo con tutto me stesso di arrivare tra i primi 8 o tra i primi 10. È normale che, come dicevo prima, io ho costruito una squadra che non ha tanti giovani, ma io, una società e una città come Trapani, non posso rischiare di andare indietro dopo aver sudato tanto per salire. Chiaro. Allora devo analizzare determinate situazioni. Direttore, una città... Sì. Dicevo, una città che vi sta amando ancora di più, è sempre più vicina alla squadra, diventerà sicuramente il 12° uomo in campo anche martedì, quando dovrete appunto riaffrontare la squadra di Di Carlo. Io credo che ancora una volta può diventare, non dico determinante, ma veramente un supporto ulteriore per questo grande sogno. Ma ci sono il loro supporto dei tifosi, dello stadio, di quello zoccolo duro, c'è stato anche quando abbiamo perso 4 partite consecutive all'andata, per cui è là che si vede l'attaccamento e l'aiuto che ci danno. Qua oggi adesso è troppo facile, no? Certo. Venire allo stadio in una semifinale playoff e tutto. Adesso è facile per tutti fare i tifosi. Lo stadio sarà pienissimo. Tutti. È normale, sì, è sold out già da 2 o 3 giorni. Lo stadio non è quello di Catania, non è quello di Palermo. Ma abbiamo Antonio Rapisarda che le vuole fare una domanda, direttore. Allora, direttore, intanto complimenti per tutto il campionato e per la squadra che ha costruito. Sicuramente diamo merito alla sua squadra e alla sua società di aver realizzato veramente un sogno, un qualcosa di importantissimo. La domanda è la seguente: mancano ormai 3 giorni, saranno 3 giorni sicuramente lunghissimi, interminabili. Quale sarà il segreto per poter approdare in questa finale e poi giocarsela con la vincente? Per regalare un sogno anche alla Sicilia, oltre che al Trapani. Sì, ma questo è fuori di dubbio per la Sicilia e per il sud tutto, però noi ne vivremo come sempre, con la spensieratezza, non cambieremo grosse abitudini. È normale che giocando ieri siamo arrivati questa notte alle 2:15,
e ci siamo allenati questo pomeriggio e adesso è appena finito l'allenamento e domani ci faremo una rivenitura dalle 5 alle 6 e poi andremo in ritiro come abbiamo sempre fatto, senza stravolgere nulla, con la consapevolezza e con la voglia di fare bene e come dice il mister entrare nella storia del di Trapani, ma con questi risultati puoi entrare nella storia del calcio. Certo, è logico. Senta, per chiudere, l'ultima domanda insieme a Carmelo Puglisi. Direttore, buonasera. Buonasera. L'anno scorso con l'esonero di Boscaglia sembrava terminato anche il suo ciclo a Trapani. Invece con l'arrivo di Serse Cosmi, che rispetto a Boscaglia era un tecnico diverso che arrivava dalla Serie A, che doveva rilanciarsi, ha ritrovato entusiasmo e stimoli anche lei. Come è successo questo? Come è avvenuto? No, vabbè, nel mio ciclo no, questa cosa non l'ho mai pensata che il mio ciclo fosse finito come Boscaglia. Mi dispiace esonerare sempre un allenatore che ha fatto la storia del Trapani Calcio, però io lavoravo per conto mio, cioè nel senso io faccio il mio lavoro, l'allenatore ne fa un altro. Nel calcio ci sta che a volte mandano via il direttore sportivo, a volte mandano via l'allenatore. È successo così, però io mi sentivo sempre carico e sapevo che anche l'anno scorso potevamo portare a casa il risultato della salvezza, per cui dopo ci siamo caricati tutti insieme e vi devo dire onestamente, mi reputo fortunato che è una società che qualcuno può pensare assente perché il mio presidente vive in Spagna, però è molto presente e quando c'è i momenti bui ti dà una carica importante che non sta nei premi partita o nei premi salvezza o nei premi è una carica a livello umano. Bene. Che forse fa la differenza. Perfetto, allora noi ci stringiamo a voi. Io vi faccio un in bocca al lupo a voi Catania, a voi perché è giusto, però non è un momento molto positivo come lei ben sa. Fate dire, se posso fare un appunto, Petkovic penso che non sia stato scartato dal Catania, perché tutti noi che lavoriamo nel calcio li possiamo fare di errori e a questo punto penso che ha sbagliato di più Lentella che ce l'aveva e non lo faceva giocare, perché poi dopo devi vedere pure il ragazzo, il contesto, l'ambiente, devi vedere tante situazioni, non è solo c'è il campo sì, però c'è anche altre situazioni che tu devi cercare di fargli stare bene. Però sono assolutamente d'accordo. Posso sbagliare pure io a mandare via uno. Direttore, posso farle un'ultima domanda? Veloce per chiudere. Sì. Ma lei stesso che è riuscito a portarlo a Trapani, ma si aspettava che fosse così forte? Cioè qui parliamo di un piccolo Ibrahimovic fatto in casa. Io l'ho detto subito, nessuno mi credeva quando dicevo che ho preso un nuovo Ibrahimovic più tecnico. Adesso forse mi stanno dando ragione da Sky a tutti gli addetti ai lavori, però quando l'ho preso, quando si è preso lui, che quando ho preso a giugno pure Scognamiglio che da difensore ha fatto 8 gol, mi hanno dato tutti del matto. Ma forse sono matto veramente e non cambio per adesso. Vabbè. Però me l'aspettavo e ci speravo, per me e per lui, perché un giocatore con quel talento non può girovagare in 6 anni 10 squadre. E infatti sono assolutamente d'accordo e speriamo che a Trapani abbia trovato e sicuramente le ha trovato le giuste motivazioni. Direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo per questa sua disponibilità, ci sentiremo presto. Niente, arrivederci, in bocca al lupo e buonasera a tutti. Grazie al direttore sportivo del Trapani, Faggiano, Daniele Faggiano. Su Petkovic, ragazzi, non possiamo pensare che qualcuno non abbia colpa. È a Lentella che gliel'ha dato. Dice la colpa è dell'Entella, è a Lentella che gliel'ha dato. No, dico nel senso che comunque non possiamo... Troppo buono il direttore sportivo nei nostri confronti. Qualcuno deve assumersi le sue responsabilità. Ma non solo per Petkovic. No, vabbè, io sto parlando di Petkovic perché adesso stiamo parlando di Petkovic. No, ma voglio. Petkovic, allora, oggi chiaramente siamo tutti bravi. Sì, vabbè, chiaro. Per 3 anni noi abbiamo avuto a Torre del Grifo un fenomeno che ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla primavera, le Final 8 con la primavera di Pulvirenti. Nessuno si è accorto, ma anche i giornalisti, cioè è anche una critica, diciamo, a tutti quelli che seguiamo il calcio, non è rivolta solo ai dirigenti del Catania. Forse perché spesso e volentieri questo ragazzo è stato catapultato nella squadra nei momenti sbagliati e nel modo sbagliato, quindi evidentemente non c'era l'atmosfera giusta per poter vivere con serenità questo trapasso. Scusate, ma non è che siano i giornalisti o i tifosi che poi devono valorizzare, sono i mister che devono decidere. Esatto, il mister e la società. Cioè non è che poi diventa tutti colpevoli, nessuno colpevole. Renato, l'ultima cosa è poi c'è un fatto non trascurabile, cioè l'ambiente
e la fiducia. Sì. Sono due fattori A importanti. Catania non accetterebbe mai quel ragazzo della primavera gioco titolare. Partiamo da Evidentemente questo punto il ragazzo fondamentale, non era idoneo all'ambiente e non aveva la fiducia tecnica. Benissimo, e questo qui probabilmente è stato il motivo. Permettimi di dirti che Veloce, devo dare pubblicità, c'è un precedente, c'è anche Di Piazza e Di Grazia all'Agragas, quindi c'è un precedente, non è soltanto un caso Antonio, di perdonami, Petkovic. sono casi non paragonabili. Qui ci troviamo di fronte a un fenomeno, a un giocatore che se continua ad allenarsi con questa testa può arrivare fra i migliori 10 al Ieri mondo. ho visto un Cioè, tackle dentro l'aria e nessuno se ne è da parte accorto. di Petkovic, che era veramente un tackle che sembrava da un giocatore Qui extraterrestre. stiamo parlando di un ragazzo che se continua ad allenarsi con serietà, la fortuna lo assiste a non avere infortuni gravi, può arrivare ad essere un top player mondiale. Cioè, qua non stiamo parlando del buon giocatore che può fare la differenza, qui parliamo di un fenomeno. Benissimo, benissimo. Ma qualcuno mi sa dire se è in prestito al Trapani? Cioè, Allora, com'è la è situazione in di Petkovic? prestito al Trapani, solo che adesso, facendosi così allettante la sua Sì. posizione, sta affiondando la Juventus e si anche la Juventus. si parla che è stato anche diciamo presentato alla Roma. Quindi non possiamo dire altro perché sono in descrizione degli ultimi. Chi te li ha dette a te queste vabbè, cose? Vabbè, anche lui c'ha il suo informatore. Comunque, Renato, da un punto di vista federale credo che ci sia un prestito con diritto di riscatto, per cui a il Trapani, 300.000 euro, no? sì, il Trapani può esercitare il diritto di beh, riscatto, lo eserciterà, penso. no? Sicuramente. Credo di sì, sarebbe una Perché- pazzia non farlo. anche perché evidentemente dico nel calcio prendere giocatori in prestito a titolo gratuito non serve a nulla. Cioè, beh, se chiaro. tu lo valorizzi, diamo merito al Giusto, Trapani giusto. che ha valorizzato il giocatore, che adesso sicuramente non varrà le 300.000 euro di Assolutamente, in questo momento probabilmente Diamo no. merito anche al mister Cosmi che gli ha fatto trovare una dimensione giusta. Ma Ricordiamo la che non l'ha mentalità, buttato. Cosmi ha la mentalità è pronta a rischiare, Quello ci che- mette la faccia, è un mister che ci mette la faccia Quello- su una formazione giovane con giocatori giovani. E anche l'attaccante Fazio, mi pare, cioè, veniva dalla Serie D, cioè in 2 anni questo ragazzo si è giocato la Serie B. Esatto. E quindi voglio dire. Purtroppo possibilmente Pancoro non ha voluto rischiare prima Va bene, di gennaio. ci fermiamo qui, abbiamo un altro spazio pubblicitario, rientriamo in studio e poi parleremo anche del calcio Catania. Qui per la gioia anche del nostro Giuseppe Rapisarda che ci darà un quadro completo di tutte le trattative innumerevoli che ci sono state in queste ultime settimane. Ti vedo un po' perplesso però, Carmelo. No, su per questo niente, fatto. no, per niente.